Stefano Gerlin e Guido Fantine, entrambi cinquantenni, ancora ricoverati al Cafoncello in terapia intensiva, il primo con un politrauma, il secondo con una profonda ferita alla gamba destra. Sono le condizioni di quest'ultimo ora a preoccupare maggiormente i sanitari. Il primo politraumatizzato, è in osservazione per tutti i politraumi che ha avuto, le sue condizioni sono stabili, in miglioramento. Il secondo paziente è sempre ricoverato, è in prognosi riservata perché ha avuto una brutta ferita lacerocontusa, è stata trattata chirurgicamente, ma essendo una ferita sporca può sviluppare un'infezione, quindi siamo in attesa, in osservazione di questo. Al Cafoncello il punto sulle condizioni dei feriti di Refrontolo, ma anche il bilancio della mobilitazione dell'ULSS 9 di fronte all'emergenza. Il direttore generale Giorgio Roberti ha elogiato l'impegno del personale. Auguro ovviamente ai due pazienti che sono qui ricoverati di ristabilirsi al più presto. Importante la collaborazione ricevuta sul posto, in particolare dai fratelli Lorenzon, che non solo hanno salvato molte vite, ma hanno trasformato la loro casa sabato sera in un ospedale da campo. Il fatto che tutti i feriti fossero stati raccolti all'interno di questa abitazione e quindi noi abbiamo potuto valutare subito quali erano i più gravi e quelli su cui era necessario intervenire rapidamente. E ci è stato dato anche un grosso apporto in termini di possibilità di comunicare con la rete telefonica fissa, stante la grossa difficoltà di comunicazioni che c'è sul posto. In azione a Refrontolo la colonna mobile dell'unità grandi emergenze, vecchie ambulanze che il personale ha trasformato con le proprie mani. Questa è un'ambulanza che ha fatto servizio per tanti anni a Oderzo e dopo è stata dismessa per l'arrivo di ambulanze nuove e ci è venuta l'idea appunto di usarla. È stato sviluppato, direi, tutto in casa perché non abbiamo fondi per acquisire mezzi speciali come vigili del fuoco, però abbiamo ritenuto opportuno svilupparli perché poi sono necessari quando c'è da portare soccorso a molte persone.